Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sempre in diretta da tutte le nostre province con i nostri inviati, i nostri tecnici. Partiamo da Venezia perché questa notte è scomparso un pescatore, un uomo di 60 anni che era uscito per la pesca notturna. Sono in corso ricerche da parte della Capitaneria di Porto di Venezia e sentiamo in diretta telefonica Lorenzo Maier. A te, Lorenzo. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sì, le ricerche purtroppo per ora non hanno ancora avuto alcun esito e peraltro anche le condizioni meteo di questo momento, una fitta nebbia, certamente non agevola le ricerche. C'è una persona dispersa che non è rientrata, come diceva giustamente il direttore, non è rientrata dalla pesca notturna. Un familiare, non vedendolo rincasare questa mattina proprio tra la notte e le prime luci dell'alba, ha dato l'allarme. I vigili del fuoco sono mobilitati, così come la Capitaneria di Porto, e purtroppo quello che fa crescere ancora di più la tensione, l'allarme, è che è stata ritrovata la sua piccola imbarcazione alla deriva poco distante dalla zona del Bacan, tra Punta Sabbioni e il Bacan dove, lo ricordiamo, anche sabato era venuto alla ribalta delle cronache questa piccola striscia di terra dove un elicottero sabato pomeriggio ha fatto un atterraggio di emergenza. Sono mobilitate ovviamente in forze. L'elicottero si sarebbe alzato in volo già dalle prime ore appena ricevuto l'allarme, ma la nebbia ha impedito questo. Per il momento comunque sono tutti i mezzi mobilitati, si spera, la speranza è quella di poter ovviamente ritrovare il pescatore, ma è una corsa contro il tempo. Grazie, grazie. Poi magari ci ricolleghiamo più tardi se ci sono novità con Lorenzo Maier da Venezia. Adesso andiamo, sì, vediamo il femminicidio, il processo per il femminicidio di Giada Zanola, e andiamo a Padova. Confidenze fatte durante l'ora d'aria nel campo da calcio del carcere Due Palazzi di Padova. Andrea Favero avrebbe confessato il delitto dell'ex compagna Giada Zanola ad un altro detenuto, un 69enne condannato per omicidio ed evasione, che di recente è stato trasferito nel carcere di Rovigo dopo aver raccontato al pubblico ministero quello che Andrea Favero gli aveva confidato. Il suo racconto ieri durante l'ennesima udienza del processo contro il 39enne di Vigonza, accusato di aver ucciso l'ex compagna il 29 maggio del 2024, gettandola dal cavalcavia sopra l'autostrada a pochi metri dalla loro abitazione dopo averla intontita con farmaci come benzodiazepine. Il 69enne, carcerato, durante la sua testimonianza ha detto di aver anche esortato Favero a confessare davanti ai giudici, ma il 39enne gli avrebbe risposto che per lui Giada si era suicidata. Durante l'udienza sono emersi anche i dettagli dell'esame autoptico sulla vittima. La 31enne aveva tracce del DNA di Favero sotto le unghie, nel corpo della donna anche tracce di liquido seminale dell'ex compagno, segno che c'era stato un rapporto sessuale, da capire se lei fosse già tramortita dai farmaci quando è avvenuto, un aspetto che verrà discusso nella prossima udienza del processo prevista a gennaio. Andrea Favero aveva parzialmente ammesso l'omicidio parlando con un poliziotto poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Giada, quando era solo il compagno della vittima. Era esploso a piangere e aveva ammesso le sue colpe. Il poliziotto della squadra mobile ieri ha riferito in aula di aver chiamato subito il pubblico ministero, ma Favero non ha più ripetuto quella versione, ovvero di aver sollevato il corpo di Giada tramortito dai farmaci e gettato dal cavalcavia. La loro auto era stata ripresa dalle telecamere mentre percorreva la strada di Via Prati che porta al luogo della tragedia. Uno dei tanti femminicidi di cui abbiamo dovuto dare conto, e quest'uomo è stato incastrato da un compagno di cella, come avete sentito. E un'altra aggressione: prima ha preteso i soldi dalla compagna e poi l'ha aggredita davanti al figlio. A San Martino di Lupari un quarantenne è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare.
Pretende soldi dalla compagna, ma il suo rifiuto davanti al figlio minore la afferra per il collo nel tentativo di strangolarla. Si tratta dell'ennesima storia di violenza domestica, questa volta avvenuta a San Martino di Lupari, dove i carabinieri hanno eseguito un allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un quarantenne residente nell'Alta Padovana e già noto alle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, che ha contattato il 112 dopo l'aggressione avvenuta tra le mura domestiche. La vittima, per mettersi in salvo, si è rifugiata con il figlio nella vicina abitazione dei genitori. I militari della stazione di San Martino di Lupari, allertati dalla centrale operativa di Cittadella, sono prontamente intervenuti e hanno individuato e bloccato l'uomo nel cortile della casa. La donna, con evidenti segni di violenza sul collo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Cittadella. Secondo la ricostruzione, l'uomo, dopo aver trascorso fuori l'intera mattinata, avrebbe preteso con insistenza denaro dalla compagna, unica fonte di reddito della famiglia, reagendo con violenza al rifiuto. Informata la procura di Padova, è scattato l'allontanamento d'urgenza. Il giudice ha poi convalidato la misura, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nel comune di residenza della donna. Adesso andiamo in diretta a Padova da Marta Zatta e dall'operatore Cristian Roque Allende, perché un uomo che era stato accusato di aver maltrattato la moglie è stato arrestato mentre stava rubando, è stato sorpreso mentre rubava. In diretta Marta Zatta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Continuano appunto i controlli a tappeto nel territorio padovano da parte delle forze dell'ordine. In questo caso un 37enne di origine tunisina è stato riconosciuto dalla vigilanza di un centro commerciale perché il giorno prima aveva rubato un paio di scarpe all'interno di un negozio. Ecco, il giorno dopo, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i vigilantes sono riusciti ad individuarlo e a bloccarlo. Sul posto sono prontamente intervenuti in zona Stanga la polizia di Padova, che ha portato l'uomo in questura per l'identificazione. Ecco, qui è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, poiché tra il 2018 e il 2021 appunto maltrattava la moglie anche davanti ai figli minori. Ecco, purtroppo l'ennesimo caso di violenza domestica che colpisce insomma non solo il Veneto ma tutta l'Italia. L'uomo quindi è stato portato al carcere Due Palazzi di Padova, dove ora dovrà scontare una pena di oltre 2 anni di carcere. Ecco, ricollegandoci appunto anche a quanto accaduto ieri a San Martino di Lupari, purtroppo gli episodi di violenza domestica continuano, purtroppo non c'è mai una fine a quanto vediamo, a quanto sentiamo anche all'interno delle mura domestiche. Continuano anche purtroppo razzie, atti predatori, furti sul territorio padovano, ma in realtà anche tutto il Veneto. Noi continueremo comunque a raccontarvi quanto accade sul nostro territorio, in questo caso a Padova, e per il momento dalla Questura di Padova è tutta con Cristian Roque Allende, restituisco la linea. Grazie, si svolgerà stasera il sit-in a Torri di Quartesolo in ricordo di Diana Canevarolo. Contemporaneamente a Voi Euganeo, città di origine della donna, si svolgerà una fiaccolata. Per noi da Torri di Quartesolo Luisa Bertini con Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Luisa. Si svolgerà proprio qui al piazzale davanti al municipio di Torri di Quartesolo stasera il sit-in con canti e letture in ricordo di Diana Canevarolo. Lo ricordiamo, la donna 49enne trovata all'alba del 4 dicembre esanime davanti al condominio di casa sua e deceduta dopo 2 giorni al San Bortolo. Sit-in che si svolgerà in contemporanea alla fiaccolata a Vo Euganeo, paese di origine di Diana, dove lei è vissuta per oltre 40 anni. Qui a Torri di Quartesolo, come ha spiegato il sindaco, non sono previsti cortei o fiaccolate, ma letture e canti. Il tutto per manifestare vicinanza a tutti coloro che conoscevano Diana e per tutti i cittadini che ovviamente sono rimasti scioccati dall'evento. Evento su cui sono in corso le indagini e per cui anche la città vuole chiarezza e verità, città che ovviamente in questi giorni è anche sotto i riflettori dei media nazionali. Ma sulle evoluzioni della vicenda sentiamo il prossimo servizio.
Non è stato il padre Vincenzo, a dirlo con fermezza è Nicolò, il figlio di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata senza vita a Torre di Quartesolo. Mentre la Procura della Repubblica di Vicenza indaga per omicidio volontario contro ignoti, il ragazzo rompe il silenzio e difende pubblicamente papà Vincenzo Arena, respingendo l'ipotesi di un delitto in ambito familiare. Nicolò racconta di essere stato svegliato da Vincenzo e di aver chiamato il suo alle 5:28 di 2 settimane fa giuste. La sua voce è stata registrata dalla centrale del 118. È stato quindi lui il primo a tentare di rianimare la madre. Ricorda una serata apparentemente normale, conclusa con un abbraccio prima di andare a dormire. Qualcuno l'ha aggredita, sostiene, spiegando di non avere dubbi sull'innocenza del padre. Un racconto che ora si intreccia con le indagini in corso. Gli investigatori stanno approfondendo ogni pista, dalle testimonianze agli accertamenti medico-legali, per chiarire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita della donna. Questa sera il ricordo di Diana unirà due comunità. A Vo si terrà una fiaccolata con il fratello Michele, mentre a Torre di Quartesolo saranno i familiari a riunirsi per un momento di raccoglimento. Un doppio abbraccio in attesa della verità. Servizio Divano Tolentini, vediamo un titolo del Gazzettino: un elettricista ha filmato le figlie minorenni della compagna con una telecamera nascosta in bagno, è stato arrestato, alcune clienti tra le vittime, una vicenda avvenuta a Trieste. Vediamo anche lo sgomento per la scoperta di un quindicenne che si preparava a compiere degli attentati, stando a quanto hanno detto gli inquirenti. Aveva fabbricato nella propria abitazione, attraverso le indicazioni del dark web, anche delle armi e degli ordigni pronti ad esplodere. È stato arrestato dalla Digos. Diffondeva messaggi di odio e incitava alla violenza nel mirino di un quindicenne italiano vicino agli ambienti di estrema destra suprematista, stranieri ed ebrei. Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovanissimo ed hanno trovato e sequestrato numerosi componenti di facile reperimento pronti per l'assemblaggio e compatibili con la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre trovati fogli manoscritti con disegni di armi e parti di armi e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali. Il quindicenne, di buona famiglia residente nel Coneglianese, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato arrestato. Le accuse gravissime: istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo, nonché di autoaddestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall'uso del mezzo telematico. Il provvedimento costituisce l'esito della costante attività di prevenzione finalizzata ad intercettare tempestivamente pericolosi fenomeni di radicalizzazione ideologico-religiosa e contrastare episodi di xenofobia e antisemitismo anche a tutela delle comunità ebraiche. In particolare, dal monitoraggio degli ambienti dell'estrema destra suprematista online di matrice neonazista è emerso all'attenzione un profilo attivo su alcune piattaforme social, Telegram e Signal, che pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita, nonché frasi che inneggiavano ad atti di terrorismo e di esaltazione dei materiali esecutori degli stessi, tanto da affermare di aver già in parte costruito un'arma da fuoco. Massimo riservo degli investigatori, che stanno continuando ad indagare e che presto potrebbero portare ad ulteriori importanti risvolti. Il quindicenne potrebbe non aver agito da solo. La notizia è piombata nella Marca, lasciando l'intera provincia sotto shock. La notizia è agghiacciante e preoccupante, innanzitutto per il protagonista, che è un ragazzo di 15 anni del nostro territorio, che stava quantomeno progettando e meditando qualcosa certamente di non bello. Siamo tra l'altro reduci da immagini che arrivano dall'Australia, altre situazioni che arrivano dagli Stati Uniti che lasciano sempre lo sgomento, e pensare che qui nel nostro territorio uno dei nostri ragazzi possa solo pensare di cominciare a progettare qualche gesto estremo costruendosi una pistola, credo francamente sia preoccupante. Un quadro indiziario da cui è emerso
verso chiaramente l'avanzato stadio di radicalizzazione ideologica maturato dal giovane trevigiano. Dobbiamo tutti richiamare un po' allo spirito di comunità, alla responsabilità e soprattutto abbassare i toni. Forse anche il dibattito politico non aiuta a raffreddare certi spiriti e quindi è un appello alla responsabilità da parte di tutti. Insomma, l'allarme sociale nei giovani di oggi, secondo i sociologi non ha mezzi termini. Vittorio Filippi, che ha commentato per noi l'arresto di questo ragazzo che incitava alla violenza e all'antisemitismo. È l'ennesimo tassello di una condizione giovanile ormai connotata dalla violenza. In un certo senso stiamo andando verso il clima, se qualcuno ricorda, degli anni 70. Solo che all'epoca la violenza giovanile era connotata molto ideologicamente, molto politicamente, e oggi assume una varietà di vesti che va dalla tifoseria sportiva al discorso delle baby gang, quindi alla violenza più o meno gratuita, e poi addirittura salendo di tono a un discorso di tipo, sento, terroristico. Si parla ormai di precoci violenti. L'età di questi ragazzi che commettono reati gravissimi, come nel caso del 15enne arrestato a Treviso dalla Digos, è sempre più bassa. Noi siamo davanti alla questura, però io direi che più che la questura alle mie spalle vorrei avere le famiglie alle mie spalle, perché il discorso non è contenuto, ovviamente è un discorso di polizia, di carabinieri, di guardia di finanza, ma è un discorso di sapere cosa si è rotto nel meccanismo educativo delle famiglie. Qualcosa nei legami familiari si è frantumato, ha detto il sociologo. Non c'è più un controllo culturale, non ripeto solo poliziesco, della società degli adulti nei confronti delle nuove generazioni, e lo trovo un aspetto di disgregazione sociale, un aspetto di dissoluzione di regole più o meno condivise, che però non promette nulla per il futuro, perché le cose poi tendono, come lo vediamo già da questi avvenimenti, tendono sempre di più a rimbalzare, a ripetersi ed amplificarsi, quindi non c'è un limite. La tendenza è appunto all'avvitamento su se stessa appunto di una violenza giovanile. Violenza giovanile, disagio giovanile, addirittura un quindicenne che prepara armi in casa sua, irretito da cellule eversive sulla rete. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. C'era anche Morena Martini, entrata in Consiglio regionale con una delega particolare, speciale, proprio sui giovani. Sentiamo cosa ha detto. Verità, no? Uno resta senza parole, perché per la giovane età e per lo Stato, come è stato riportato, di avanzamento di questa sua attività di odio nei social, perché la costruzione dell'arma da fuoco è forse l'ultimo tassello di una storia che durava da parecchio tempo. E quando noi insegnanti chiediamo ai genitori di controllare i dispositivi telefonici, di controllare le chat dei propri figli, che non vuol dire violare la privacy. Una volta avevamo il diario segreto inlucchettato, non è che violate la privacy di vostro figlio, no, se andate a leggere quello che scrive, perché lì esce veramente chi è. Magari non è la persona a cui preparate la cotoletta tutte le sere, magari è un'altra persona, perché di fronte a queste cose qua la prima domanda che uno si pone, forse è anche sbagliato porsela, non lo so, ci vorrebbe il nostro psicoterapeuta, ma i genitori dove erano? Come può un genitore non rendersi conto dell'odio che sprigiona un figlio? Allora, Morena Martini ieri sera a Focus. Adesso andiamo, andiamo a Treviso, perché è uscita la sentenza per l'omicidio di Margherita Ceschin proprio pochi minuti fa. Andiamo in diretta da Daniela Sizzia, 2 ergastoli e 2 assoluzioni. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, finita poco fa l'udienza e con la sentenza per 4 imputati, 2 assoluzioni e 2 invece ergastoli. Io ti presento subito gli avvocati, che sono Marcello Stellini, tanto buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Fabio Crea. Buongiorno. E l'avvocato Mauro Serpico. Buongiorno. Avvocato, parto da lei.
I suoi assistiti sono stati condannati all'ergastolo. Si aspettava questa sentenza? Ma diciamo che speravamo non ci fosse, però ce l'aspettavamo da un certo punto di vista ed era plausibile che potesse essere pronunciata una sentenza di questo tipo laddove la Corte non si fosse convinta che il mandato non fosse un mandato semplicemente a ledere o minacciare, ma a uccidere. Ecco, accusati di omicidio volontario aggravato, l'omicidio di Margherita Ceschin, ve lo ricorderete, nel giugno del 2023, loro sono considerati, Matteo Garcia e Luciano Lorenzo, sono considerati gli esecutori materiali del delitto. Sì, evidentemente la Corte d'Assise ha creduto alla ricostruzione del fatto fornita da José Luis, il fratello di Sergio Lorenzo, che indicava Matteo Garcia l'esecutore materiale dell'omicidio e nel fratello, diciamo, l'organizzatore, cosa che noi abbiamo cercato di contestare perché secondo noi non emergeva dall'istruttore dibattimentale. Quali saranno i prossimi passi, avvocato? I prossimi passi saranno quelli sicuramente di uno studio approfondito della sentenza non appena questa verrà depositata e sicuramente la proposizione di un atto d'appello. Soddisfazione invece per l'avvocato Crea e l'avvocato Sellin, assolti i loro assistiti. Parliamo di Guzman, che era considerato l'intermediario di questo commando. Era considerato l'intermediario e sin da subito abbiamo contestato, sin dal Tribunale del riesame, al momento dell'emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere, abbiamo contestato la sua partecipazione, il suo ruolo. Oggi finalmente, dopo qualche anno, si è arrivata a una sentenza di assoluzione. Rimane il rammarico per 2 anni di custodia cautelare in carcere, però l'importante è poi raggiungere, così come è stato oggi, a una sentenza di non colpevolezza. Ecco, Guzman dovrà però rispondere di favoreggiamento. Sì, la Corte ha rinviato alla Procura il fascicolo, ritenendo che quelle sue condotte, che come abbiamo dimostrato non erano concorsuali all'omicidio, possano rappresentare un reato di favoreggiamento. Quindi attenderemo che la Procura ci invii l'atto di accusa e successivamente ci difenderemo anche in questo caso in un processo dibattimentale, ritenendo di poter dimostrare anche per il reato di favoreggiamento la sua innocenza. Assolta anche Candy, che era la fidanzata di Joel, l'accusatore, quello che aveva accusato tutti quanti. Assolta, oggi l'abbiamo vista con le lacrime agli occhi. Assolutamente, sollevata, ha pianto, mi ha abbracciato. Diciamo che finalmente ha visto riconosciuta la sua versione dei fatti, quella che ha affermato sin da 1 anno e mezzo fa, quando è stata arrestata nel mezzo della sua attività lavorativa, ovvero sia quella di essere stata inconsapevolmente coinvolta all'interno di un meccanismo di cui lei stessa non ha avuto contezza, non ha avuto alba, se non dopo che si è realizzato, quando purtroppo ha dovuto seguire le ragioni del cuore. Questo è l'unico rimprovero che lei imputa a se stessa, cercando di aiutare quello che era il padre del figlio che portava in grembo a darsi alla fuga. Ecco, ovviamente adesso ci sarà anche la sentenza per Joel, che dovrebbe essere a gennaio. Avvocato, Candy ha detto: io rimarrò qua e tornerò finalmente a lavorare. Assolutamente, sin da subito noi l'abbiamo detto, dal giorno dopo dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, quando abbiamo chiesto la revoca e poi il riesame dell'ordine di arresti domiciliari. Candy stava lavorando, Candy era, dopo questa vicenda, tornata a casa propria a Pavia e non aveva alcuna intenzione di darsi alla macchia. Grazie davvero, grazie avvocato, grazie anche all'avvocato Serbico e all'avvocato Crea. Dal Tribunale è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Daniele Sizia, non so se c'era Tommaso Migot, no, Simone Merlo. Vediamo ancora invece la violenza giovanile con ancora i protagonisti di fatti di cronaca dei ragazzini. 5 di loro sono indagati per aver danneggiato una lavanderia self-service nel tentativo di rubare i soldi dalle gettoniere. Monica Smiderle da Bassano del Grappa.
Avrebbero danneggiato i macchinari di una lavanderia self-service di Bassano nel tentativo di rubare il denaro contenuto nelle gettoniere. Sono finiti nei guai 5 giovanissimi, 4 minorenni e uno da poco maggiorenne, indiziati dei reati di tentato furto in concorso e danneggiamento. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno. Il proprietario della lavanderia aveva sporto denuncia presso il commissariato di via Pecori Giraldi. Le indagini hanno permesso di rintracciare gli autori, sottoposti questa mattina a perquisizione personale e domiciliare. Le attività di ricerca avrebbero portato al rinvenimento e al contestuale sequestro di elementi investigativi che la polizia definisce utili. E su questo fatto abbiamo sentito il commento del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco, che ha confermato il pugno duro annunciando nuove telecamere in città. Ferdinando Garavello. È delle scorse ore la notizia dell'ennesima baby gang che a Bassano è stata pizzicata a fare quello che non si doveva fare. In questo caso avevano dato assalto a una lavanderia a gettoni, sono stati fatti anche dei danni, ci sono delle indagini in corso, ma questo ci porta a parlare nuovamente della situazione legata alle baby gang, ai cosiddetti maranza a Bassano. Bassano ha una certa esperienza in questo campo, ma Bassano ha già messo in campo delle azioni che si sono rivelate molto importanti, ce lo conferma il sindaco Nicola Finco. Sì, purtroppo siamo di fronte a dei baby criminali che oltretutto sono anche intoccabili, perché spesso e volentieri quando poi vengono presi dalle forze dell'ordine nel giro di qualche ora vengono poi rilasciati, quindi c'è anche un problema legato anche alla giustizia, che forse dovrebbe anche intervenire anche nel caso di minorenni che continuano in maniera recidiva a compiere determinati atti di questo tipo. E fortunatamente con la questura c'è un ottimo rapporto, quindi abbiamo visto anche quest'estate, abbiamo dato anche il primo DASPO in città per un personaggio che creava notevoli problemi. Siamo pronti a attuare altre misure, ovviamente assieme alla questura, per limitare sempre più, diciamo, i capibranco di queste baby gang, e posso anche tranquillamente anticipare che a breve annunceremo anche l'installazione di nuove telecamere in città, in modo da avere un presidio, non dico totale, ma avere un presidio importante su tutto il nostro territorio comunale. Così il sindaco di Bassano Nicola Finco. È finito in manette a Montebelluna uno spacciatore nigeriano bloccato dopo aver seguito un suo abituale cliente. Aveva ingoiato delle dosi di cocaina per evitare l'arresto. Ha cercato di sfuggire all'arresto ingerendo alcune dosi di cocaina, ma il tentativo non gli ha evitato le manette. Un 33enne di origine nigeriana è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vedelago al termine di una operazione antidroga condotta a San Gaetano di Montebelluna. Il pusher è stato bloccato subito dopo una cessione di 4 dosi di stupefacente. L'operazione era scattata quando i militari, seguendo un acquirente, sono riusciti a individuare lo spacciatore e successivamente la sua abitazione. Avvisato dal cliente, il 33enne è uscito di casa, ha inforcato una bicicletta e lo ha raggiunto nella zona di via Postioma, dove è avvenuto lo scambio di denaro con circa 4 grammi di cocaina. All'intervento dei carabinieri, lo spacciatore ha tentato la fuga, opponendo resistenza e arrivando a ingerire parte della droga. A causa della rottura di una dose ingerita, le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove è stato sottoposto ad un'operazione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriori quantitativi di droga pronta per la vendita. In totale sono stati sequestrati 27 grammi di cocaina, 8 grammi di eroina e circa 350 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Una volta dimesso dall'ospedale, lo spacciatore verrà sottoposto agli arresti domiciliari. Servizio di Nicola Marcato, vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto. Miteni, condannata per la contaminazione PFAS, sapeva ma non ha avvisato le istituzioni. Qui di fianco la gaffe del segretario della Lega di Venezia sulle baby gang. Ha detto il segretario: viviamo in mezzo alle gang bang, che è tutt'altra cosa, riguarda i film porno. La svolta UE sui motori termici, gli industriali veneti dicono finalmente respiriamo contro la frenata dell'Europa sul Green Deal. E poi la Lega Ambiente all'attacco, la Pedemontana, modello perfetto di disastro veneto.
Ancora la sicurezza, proroga della zona rossa fino a febbraio nella zona stazione di Padova, si riaccende la polemica politica. Proprio nelle ore in cui a Padova si registrano 2 violenti pestaggi, all'Arcella in stazione, sotto gli occhi di passanti, commercianti e residenti, la prefettura proroga per la 3ª volta la zona rossa in stazione e si riaccende la miccia della polemica. Il centrodestra, opposizione in comune, è favorevole, il centrosinistra, in particolare Coalizione Civica, la lista che sostiene la maggioranza, è nettamente contraria. Noi da subito abbiamo capito che le zone rosse potessero essere uno strumento efficace in virtù del potenziamento delle pattuglie e degli agenti delle forze dell'ordine e la domanda che ci poniamo è che il Comune debba pensare perché debba intervenire il prefetto in ambiti in cui anche il Comune ha competenza. Non era assolutamente necessario, questo è stato un anno di forti polemiche appunto perché è arrivata a Padova la zona rossa che abbiamo visto via via restringersi perché è risultata essere inutile e quello che ci teniamo a dire, che abbiamo detto come Coalizione Civica per Padova, che non solo è inutile ma è dannosa perché mette a repentaglio il lavoro di cucitura della città, dei settori dei servizi sociali. Invece di affidare il rinnovo del provvedimento al prefetto, il centrodestra sperava che il Comune intervenisse e ciascuno è convinto che i cittadini siano dalla propria parte. Si continua con ostinazione e quel che spiace senza ascoltare la città. E per la città parlo anche del Consiglio Comunale che a settembre si è espresso a maggioranza contro. Se girassero veramente tra i commercianti proprio qui in stazione o fermassero qualche pendolare che in questo momento sta attraversando si renderebbero conto che invece l'opinione è diversa. Infine il tema della sicurezza, il Comune ha competenza secondo l'opposizione ma non interviene anche se c'è un assessore con delega specifica e per il neoconsigliere Mosco anche la Regione ha competenza. Il tema della videosorveglianza è una competenza che è in capo anche alla Regione e ricordiamoci quanto l'intelligenza artificiale e la tecnologia anche in tema di videosorveglianza può fare. Meglio la prevenzione, meglio l'ascolto, meglio anche i controlli ordinari perché tutta questa straordinarietà oltre che essere ai limiti della costituzionalità va a creare solo allarme sociale. Oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao. Vediamo a Treviso l'aggressione al 26enne nel sottopasso della stazione. Stanno proseguendo le immagini, stanno proseguendo le indagini. Nei video delle telecamere si vede che solo uno di 3 nordafricani presenti ha preso a pugni i giovani, gli altri 2 sono intervenuti per bloccare la violenza. Abbiamo deciso che noi ci costituiremo parte civile a fronte di ogni situazione di violenza che avverrà in città. Linea dura del sindaco Conte di fronte all'ennesimo episodio di violenza in città. Dopo l'aggressione domenica notte di un 26enne preso a pugni nel sottopasso della stazione ferroviaria, il Comune di Treviso si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari nei confronti di chi commette reati che danneggiano l'immagine della città e della comunità intera. D'ora in avanti chi si renderà responsabile di violenza, vandalismi o altri illeciti, siano singoli individui o baby gang, non dovrà solo affrontare la pena decisa dal tribunale, ma anche pagare per i danni provocati all'immagine di Treviso, contribuendo a diffondere un messaggio di città insicura e violenta. Quando una comunità tutta, una città, viene infangata da comportamenti che sono oltre le regole, no? Quindi sono reati. Quando si parla della nostra città come una città insicura, quando si parla di Treviso in chiave negativa per colpa del comportamento di pochi, credo che questo rientri nel campo delle responsabilità che devono essere pagate nel momento in cui vengono violate le leggi. Tutti i soldi che il Comune riuscirà ad ottenere come risarcimento, assicura il sindaco, verranno integralmente investiti in politiche giovanili. Intanto continuano le indagini della polizia per individuare le persone coinvolte nell'aggressione nel sottopasso. Dall'analisi delle immagini della videosorveglianza si evince che al momento dell'aggressione nel sottopasso erano presenti 3 giovani, verosimilmente nordafricani, e che solo uno di questi si è avvicinato al 26enne prendendolo a pugni senza alcuna ragione, mentre gli altri 2 sono intervenuti per bloccare la violenza. Andiamo adesso a Venezia, a Palazzo Ferrofini, perché per oggi era stata convocata la prima riunione del nuovo Consiglio regionale con l'illustrazione da parte del nuovo Presidente Alberto Stefani del programma. In diretta Filippo Fois. A te Filippo.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo con un componente di questo nuovo governo del Veneto, l'ex sindaco di Vicenza Rucco. Che legislatura ci aspetta? Com'è la situazione del Veneto? Dovrete bruciare i tempi peraltro perché si preannuncia una terra di lavoro. Sì, stiamo lavorando all'insediamento naturalmente di tutti gli organismi del Consiglio regionale, della Giunta, e quindi c'è stata oggi la surroga dei consiglieri che sono subentrati a coloro che sono stati nominati assessori. E il Presidente oggi, dopo le surroghe, ha presentato le linee programmatiche della prossima legislatura, e quindi c'è molto lavoro da fare. Dovremo lavorare, si è particolarmente attenzionato il lavoro di oggi sulla sanità, sul sociale, sulle infrastrutture, e in questo momento c'è il dibattito in corso dei consiglieri. Io ho guidato l'Aula con il Presidente Zaia alternandoci, e quindi siamo già partiti, insomma. Le sue priorità, proprio personalmente, nella sua azione di amministrativa del Veneto? Ma io, come ho sempre detto, mi impegno a portare la rappresentanza vicentina in Consiglio regionale. Sono stato il sindaco di Vicenza, città capoluogo, presidente della provincia, ho delle istanze ben chiare che devo rappresentare qui in regione, le porteremo tenendo un contatto però diretto con il territorio. Mia intenzione è rimanere molto sul territorio, meno a palazzo, quindi mi limiterò a lavorare qui per la parte, diciamo, più amministrativa, ma per la parte poi politica, di contatto, di collegamento con i territori, sarò direttamente sul territorio. Grazie Rucco. La lasciamo rientrare in aula perché i lavori sono ancora in corso di svolgimento. Si sono iscritti a parlare tantissimi consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Ognuno ha il diritto di tenere la parola per 10 minuti, per cui i lavori si prevede che termineranno attorno o poco dopo le 13:30. Però andiamo ad ascoltare che cosa ha detto poco fa il Presidente della Regione Alberto Stefani riguardo alle linee programmatiche che muoveranno la sua linea di governo. Dobbiamo cominciare a studiare sempre di più, cosa che già è stata fatta, ma ovviamente nel corso dei prossimi anni questa sfida demografica ci chiamerà a farlo con ancora maggiore interesse, un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze, residenzialità che permettano una rete di supporto anche dal punto di vista sociale, tenendo conto di una popolazione che invecchia, e questa valutazione sarà fondamentale per orientare le scelte che noi faremo nei prossimi anni. Proprio per questo ho scelto di indicare un assessore al sociale che si occupi in maniera specifica di tutto questo, e quindi a maggior ragione per l'aumento della longevità della vita, l'aumento che ci sarà statisticamente anche delle patologie croniche e degenerative, noi dovremo studiare un Veneto che si prenda cura di tutti, e il sociale orienterà le scelte anche negli altri assessorati, quindi sicuramente il tema della sanità, ovviamente strettamente connesso al sociale, il tema dell'urbanistica, lo sviluppo di strutture residenziali capaci di accogliere una società che invecchia e che è più longeva. Altro dato, quindi oltre a quello che ho citato precedentemente, è quello della solitudine. Oltre la metà dei nuclei over 85 sono nuclei soli, e l'aumento esponenziale crescerà nel corso dei prossimi anni. La solitudine è una sfida che non è più di serie C, diventa una sfida centrale nell'agenda politica della nostra regione. Per affrontarla noi dobbiamo cominciare a valutare sempre di più, cosa che già è stata fatta, una trasformazione socioculturale del concetto di cura, che non è solo cura dei sintomi, sarà sempre di più cura dei bisogni fisici e psicologici dell'essere umano. Il disagio giovanile è un tema da affrontare con coraggio, è un tema che non può essere oggetto di strumentalizzazione, ma che deve essere portato al centro dell'agenda politica, sociale e sanitaria. Oltre la gran parte delle ULSS ha registrato una presa in carico tripla di adolescenti rispetto a 5 anni fa per quanto riguarda il tema del disagio giovanile, e quindi è fondamentale favorire nel corso del tempo sportelli di ascolto nelle scuole e locali, e soprattutto figure professionali adeguate per affrontare questa sfida, che è una sfida della nuova generazione, una sfida che riguarda tutti noi, se vogliamo costruire un futuro dignitoso.
Questo è il Presidente Stefani poco fa in aula. C'è da dire che questa prima giornata di seduta operativa del Consiglio regionale è stata contraddistinta anche dalla prima protesta. Si tratta di un flash mob organizzato dalla CGIL di Venezia che si è svolto in Calle Larga 22 marzo, la calle che porta all'ingresso via terra di Palazzo Ferrofini. Sono stati deposti una serie di pacchi di Natale, sono altrettante promesse che secondo la CGIL di Venezia sono disattese in particolare per quello che riguarda questa città e questo territorio. Alla Regione, per esempio, si imputa in particolare l'assenza di deleghe, come invece era avvenuto nella precedente legislatura, di un assessorato per la legge speciale per Venezia e anche di un silenzio per quello che riguarda i piani della giunta Stefani sul rilancio di Porto Marghera, che naturalmente è uno dei luoghi chiave in cui si gioca il rilancio economico di questa città e, se vogliamo, anche di questa provincia. Io direi che per ora da Venezia è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molto a Filippo Fois e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Il nuovo assessore alla sanità della Regione, come sapete, il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale, gli ha fatto i complimenti il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, che tra l'altro era uno dei papabili per l'assessorato alla sanità. Sentiamo. Un gran buon lavoro, in bocca al lupo, collaborazione assolutamente costante, continua, se naturalmente viene richiesta. Ci fa piacere che un nostro professore, un nostro medico sia presente a quel livello regionale nel gestire appunto il tema sanitario, quindi veramente un augurio. Questi gli auguri di buon lavoro al neo assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, già professore e medico dell'azienda ospedaliera di Padova. Il direttore generale Giuseppe Dalben sa che nel 2026 saranno molti dossier che dovrà trattare con il professor Gerosa, a partire dal nuovo ospedale di Padova Est. Nel 2026 va assolutamente continuato il percorso progettuale su Padova Est, è veramente la priorità del 2026, poi dobbiamo realizzare quell'edificio polifunzionale che sorgerà accanto al policlinico per poter poi permetterci di appunto completare con l'edificio dell'ospedale Mamma Bambino accanto alla pediatria l'area materno-infantile che resterà in via Giustiniani. E oggi il Consiglio europeo per definire la situazione dell'Europa nei rapporti con l'Ucraina e soprattutto per quanto riguarda gli armamenti. C'è anche la questione degli asset russi, vediamo uno dei tanti titoli. Non usciamo dal Consiglio senza una decisione. L'Italia ha detto che questa situazione va valutata molto attentamente perché potrebbero esserci serie conseguenze dal punto di vista legale e purtroppo dal punto di vista legale per Alessandra Moretti non si è messa bene perché il Consiglio europeo, il Parlamento europeo in seduta plenaria le ha tolto l'immunità e Ivano Tolettini è riuscito ad intervistarla su questa vicenda con accuse di corruzione nell'ambito del Qatar Gate. L'europarlamentare vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nell'ambito del Qatar Gate. Le è stata tolta l'immunità, ma rivendica trasparenza e correttezza nel proprio operato, definendo l'inchiesta uno schiaffo alla democrazia e al Parlamento europeo. La definisce una questione politica prima che giudiziaria. È una questione politica perché è stato così dichiarato da un esponente di Fratelli d'Italia, cioè il mio caso non è stato valutato entrando nel merito delle questioni, cioè mi spiego, io di fronte alla commissione giuridica avevo prodotto molti documenti con i quali ho smantellato punto per punto le circostanze che mi venivano attribuite dalla procura. Moretti continua a ripetere che i documenti fin qui prodotti agli inquirenti dimostrano il contrario.
Con questi documenti non solo ho provato che appunto le circostanze che mi vengono attribuite non corrispondono al vero. Faccio un esempio fra tutti. La procura dice la Moretti si è recata svariate volte in Marocco. Io in Marocco non ho mai messo piede in vita mia e questo è facilmente diciamo così provato dal mio passaporto, da cui emerge che io in Marocco non ho mai messo piede. Oppure dicono che io avrei partecipato ai mondiali di calcio in Qatar, alla partita dei mondiali di calcio in Qatar. Anche qui dal mio passaporto si evince chiaramente che io non sono mai stata in Qatar a vedere i mondiali di calcio. La tesi della parlamentare è che i magistrati vogliono entrare nel merito delle questioni politiche. Entra nel merito delle mie idee, delle mie dichiarazioni, dei miei voti. Se avete seguito questa vicenda non vi sarà sfuggito che tra le denunce degli indagati c'è anche il fatto che nel 2021 noi siamo stati, diciamo così, seguiti, pedinati, siamo stati ascoltati, intercettati anche nelle aule parlamentari. Avendo perso l'immunità, Moretti ha paura di essere arrestata? E io dico no, perché confido nel fatto che il Belgio sia un paese europeo dove vige lo Stato di diritto, anche se stanno emergendo in queste settimane all'interno di un procedimento che diciamo gli indagati del Qatargate hanno diciamo così messo in piedi contro la procura, stanno emergendo degli elementi inquietanti. Torniamo alla cronaca, in particolare a quanto è accaduto a Thiene, una tragedia sfiorata perché una ruspa è caduta su un'auto e poteva essere davvero la morte dell'automobilista. Sentiamo. Incidente questa mattina verso le 9:10 a Thiene, in via Gombe, all'altezza del sottopassaggio davanti al supermercato Tosano. Coinvolti 2 mezzi, un camion che trasportava una ruspa sul rimorchio e un'auto. Il mezzo pesante non avrebbe calcolato correttamente l'altezza del carico. La ruspa ha urtato la volta del ponte, causando lo sbandamento del camion. Il carico si è così riversato sull'asfalto, schiacciando lateralmente l'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, tra i piloni del sottopassaggio e il mezzo pesante. Alla guida della vettura una donna di circa 50 anni, miracolata, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso ma non avrebbe riportato lesioni importanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio per la rimozione del carico e la polizia locale di Thiene per effettuare i rilievi. Presente anche il sindaco di Thiene, Gian Antonio Michelusi, per verificare la situazione. Il sottopasso ferroviario di via Gombe si conferma così un punto critico della viabilità cittadina. Non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo, complice l'altezza limitata del ponte. Servizio di Nancy Galdi, vediamo altri incidenti sull'arena di Verona, se ne parla, 3 incidenti nella notte, un pirata della strada e un ubriaco alla guida, per fortuna non ci sono stati feriti. Adesso andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e l'operatore Stefano Bozzi perché c'è un quartiere in rivolta a causa dei lavori allo stadio e per i parcheggi. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così, un quartiere, il più popoloso di Belluno, oltre 6.000 abitanti in rivolta, perché dove ci troviamo, alle nostre spalle, Stefano può farvi vedere i lavori di restyling, di sistemazione dello stadio polisportivo di Belluno realizzati con i finanziamenti PNRR. Parliamo di un investimento da 10 milioni di euro, però dobbiamo anche dire che questa area, questa vasta area, è stata fino al momento della predisposizione del progetto un'area destinata al parcheggio dei residenti, che sono tantissimi, al parcheggio anche di chi si serve, di chi deve recarsi negli uffici, perché questa è area di servizi, e chi deve andare nelle attività commerciali. Al mio fianco Luigi Filippo Daniele, capofrazione di Baldenic. Questo è il quartiere di Baldenic a Belluno, a poca distanza naturalmente dal centro cittadino. Lui ha
come dire, è stato il collettore anche di questa scontentezza, della scontentezza dei cittadini. Domani sera ci sarà una assemblea pubblica, l'assemblea di quartiere. Daniele, il sentimento della gente lo possiamo immaginare? Sì, i residenti soprattutto sono abbastanza scontenti di questo tipo di gestione del parcheggio, comunque dell'amministrazione di questo tipo di opera. Noi domani faremo un'assemblea alla presenza dell'amministrazione comunale, appunto per dialogare e per, diciamo, essere anche chiari di come sarà gestito il parcheggio e di come poi saranno gestite le cose, la viabilità soprattutto in questo quartiere. Intanto possiamo dire, no, che da quel momento in cui sono iniziati i lavori c'è stata una drastica riduzione dei posti auto, degli stalli. Vedete anche questa infilata di cartelli di divieto di sosta, addirittura alcuni stalli sono stati resi a disco orario e pertanto rendono anche complicata anche lo scopo di questo parcheggio, che da sempre è stato un parcheggio scambiatore, così. Esatto, i parcheggi all'inizio erano 197, invece dopo la riqualificazione di questo parcheggio saranno 124. Non saranno previsti parcheggi per i residenti e per le attività commerciali, e questo naturalmente è un disagio che i residenti hanno fatto notare in più di un'occasione. Tanto meno parcheggi per gli oltre 2000 spettatori che vedranno a seguire le partite della Dolomiti Bellunesi, ricordiamo promossa scorsa stagione in Serie C. Esatto, e infatti in questo parcheggio abbiamo detto ci saranno 124 parcheggi, il parcheggio servirà a oltre 2000 persone, 2094 per la precisione, di cui 1990 saranno appunto gli spettatori. Sono attese quasi 500 auto degli spettatori ospiti e noi naturalmente ci chiediamo dove saranno poste in essere queste auto, dove andranno a parcheggiare. Il sindaco ha detto che poi saranno previste delle navette e noi però attualmente non sappiamo dove. Ecco, ed è un problema certamente da risolvere, perché già in passato, ancora prima dell'inizio dell'avvio dei lavori di restyling del polisportivo comunale di Belluno, durante le manifestazioni, quelle che normalmente hanno portato proprio qui in Piazzale della Resistenza moltissimi, le auto di moltissimi, non solo sportivi ma anche di familiari, diciamo che la situazione era proprio davvero e proprio Far West. Si pensava, si immaginava che questo stato di cose potesse migliorare e invece no, perché abbiamo già visto che è stata realizzata una aiuola e altre ne verranno realizzate per rendere più gradevole, noi pensiamo e immaginiamo la piazza davanti allo stadio, ma queste aiuole stanno di fatto togliendo la possibilità di parcheggiare a chi si serve delle attività, l'abbiamo detto, delle attività commerciali, soprattutto ai residenti. Ribadiamolo ancora una volta, Daniele, che questo è il quartiere più popoloso di Belluno. Sì, esatto, questo è un quartiere dove abitano 6.000 persone, infatti noi avevamo chiesto all'amministrazione se non fosse appunto consono trasferire lo stadio in una zona meno densamente urbanizzata. Infatti, come vediamo, qua siamo attorno a case, a palazzi, a condomini e attività commerciali. Ecco, magari era più consono e più adeguato trasferire lo stadio, come si sta pensando di fare con il Tenni di Treviso. Grazie a Luigi Filippo Daniele, certamente noi questa sera vi daremo le informazioni, gli aggiornamenti del caso, anche con le voci dei residenti e di chi qui ha le proprie attività, in attesa degli sviluppi dell'assemblea di domani sera. Direttore da Belluno è tutto, a te. Grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi per la parte tecnica. Vediamo un importante annuncio della Simico, società che si sta occupando dell'infrastruttura Cortina d'Ampezzo per i giochi invernali. La cabinovia Apollonio Socrepes è pronta, lo ha comunicato l'amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini. Questo dopo tutte le polemiche, non sarà pronta, pericolo frane, insomma c'è stato un grande polverone anche qui come sulla pista di bob e la cabinovia è già pronta.
Torniamo ai furti perché non se ne può fare a meno. Purtroppo ci sono cittadini che hanno fatto ormai ricorso ai controlli di vicinato, a ronde, a videosorveglianza privata e c'è un progetto di sicurezza partecipata e ce ne ha parlato il coordinatore della provincia di Vicenza del controllo del vicinato dopo molti furti segnalati e commessi a Sant'Orso. Furti in abitazione ormai anche nei nostri TG, ve ne parliamo praticamente ogni giorno e la gente è molto spaventata. In diversi comuni del Bassanese ci si sta muovendo per l'attivazione dei controlli di vicinato. A Cassola martedì sera si è tenuto il primo incontro per illustrare alla cittadinanza come funziona questo strumento. Con l'occasione, in una gremita sala consiliare, sono stati distribuiti i moduli di adesione per potersi attivare prima possibile. Ma accanto al controllo di vicinato, il controllo del vicinato, in atto specialmente nell'Alto Vicentino. Una preposizione che da semplice diventa articolata cambiando anche parzialmente il concetto del progetto, che resta sempre mirato alla sicurezza dei residenti, aggiungendo però una chiave di lettura fortemente sociale. Il controllo del vicinato è un'esperienza di sicurezza partecipata che ha al centro la solidarietà tra i cittadini, tra le persone, tra i vicini che vivono nelle nostre zone, nei nostri quartieri. Partecipata nel senso che c'è un dialogo costante con le forze dell'ordine e con le pubbliche amministrazioni, ma partecipata anche perché è molto forte il rapporto che si richiede tra le persone. Ricucire il dialogo sociale all'interno delle nostre vie è uno degli obiettivi, anzi forse l'obiettivo cardine dell'attività del controllo del vicinato. Come si può accedere ai tanti gruppi che siete riusciti a mettere insieme proprio per cercare di arginare anche i fenomeni dei furti in abitazione? Se non si conoscono alcuni referenti dei gruppi, si può tranquillamente riferirsi ai comuni, alle amministrazioni comunali, alle segreterie dei sindaci. Loro hanno tutti i nostri indirizzi e saremo noi ad avvicinare poi queste persone per cercare di costruire insieme la realtà che meglio risponde al tipo di esigenza di quel territorio. Perché strettissimo, vogliamo ricordarlo, è il rapporto che voi avete con le singole amministrazioni comunali e con le forze dell'ordine. Non potrebbe essere diversamente. Il compito dei cittadini all'interno di gruppi di controllo di vicinato è quello di segnalare, non certo di fare gli eroi, non certo di contrapporsi alla microcriminalità in modo diretto. Servizio di Vanessa Banzato, vediamo un'operazione dei carabinieri che hanno scoperto 12 reperti archeologici risalenti al IV secolo avanti Cristo, proprio in un palazzo del centro storico di Venezia. Sentiamo. A seguito di un'attività ispettiva svolta con la Sovrintendenza di Venezia nell'agosto del 2024 abbiamo riscontrato delle irregolarità su 12 reperti archeologici detenuti da un privato in un palazzo storico di Venezia. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale li hanno trovati in un importante palazzo del centro storico veneziano. Questi antichi reperti archeologici non solo risalgono al IV secolo a.C., 2500 anni fa, ma sono anche di pregevole fattura e soprattutto arrivano probabilmente da scavi clandestini. Dopo la ricettazione da parte di soggetti rimasti ignoti, sono finiti a Venezia. In ogni caso, senza titoli di proprietà, il bene archeologico appartiene sempre allo Stato. Invito le persone che hanno dei dubbi o dice detengo un oggetto, non sono un esperto, non sono competente, vorrei un consulto. Quindi potrei fare un'istanza alla sovrintendenza di zona e chiedere consiglio. Dirette dalla Procura di Venezia, le indagini si sono svolte con la collaborazione della soprintendenza. Provenienti probabilmente dalla Puglia, i reperti sono stati assegnati al Museo Archeologico di Vibo Valentia. Di questi 12 sicuramente il pezzo più importante è questo cratere a Mascheroni, a Pulo, databile più o meno al IV secolo, alto circa 1,50 m, una tipologia diciamo abbastanza nota,
ma per decorazioni e per tipologia proprio delle scene figurate pare essere molto raro. L'importanza di questa figura sta nel pregio di questo tipo di vaso, non solo nelle sue dimensioni ma anche proprio nell'apparato iconografico. Un apparato iconografico molto ricercato, di altissimo livello artistico. I 12 oggetti recuperati sono entrati anche nella banca dati dei Carabinieri di tutela del patrimonio culturale, un immenso archivio composto da oltre 8 milioni di reperti, di cui se ne ricerca ancora 1,5 milioni. Grazie alle implementazioni tecnologiche la banca dati consente un controllo del web che avviene anche in questo momento e ci riporta dei match positivi tra gli oggetti posti in vendita sul mercato online e ciò che noi abbiamo censito nella nostra banca dati. Questo è un primato nazionale, ma direi di più anche mondiale. Qualche minuto di pubblicità e torniamo da voi con altre notizie. La criminalità organizzata in Veneto, intimidazioni e metodi brutali. Ecco perché a Eraclea fu mafia. In 3.398 pagine le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Venezia ha smontato la sentenza di primo grado. Ora le difese si preparano al ricorso in Cassazione. Sono stati arrestati e messi ai domiciliari con il braccialetto elettronico i 2 presunti mandanti dell'incendio del ristorante La Cantina Veneta di Bibbione, di cui erano stati proprietari prima del fallimento. Sentiamo Francesco Pezzella. A distanza di un anno dal rogo che avvolse il ristorante La Cantina Veneta di Bibbione nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno eseguito l'11 dicembre a Latisana, su ordine del GIP del Tribunale di Pordenone, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per padre e figlio di 87 e 57 anni, residenti a Latisana, con accusa di essere i mandanti e dunque i responsabili dell'incendio doloso in concorso. Le indagini dei militari avevano permesso di accertare il dolo qualche giorno dopo, con il ritrovamento di liquido infiammabile all'interno dei locali. Le fiamme avevano causato ingenti danni e distrutto mobili e arredi. Dagli accertamenti era stato possibile anche identificare il presunto autore materiale dell'incendio, un uomo italiano di 58 anni, denunciato a piede libero. A scoprire l'incendio fu il proprietario del ristorante, che poi si è scoperto che aveva acquistato il locale nel 2007 proprio dai 2 accusati oggi di essere i mandanti, dopo il fallimento dell'attività. I carabinieri hanno appurato che i 2, subito dopo l'acquisizione del locale da parte della vittima, avevano iniziato a intimorire il nuovo proprietario con minacce, danneggiamenti e aggressioni, allo scopo di costringerla a chiudere l'attività e rientrarne loro in possesso. Allora, fra poco dovremmo andare di nuovo in Consiglio regionale, non so se riusciamo già, in regia ci sono Toni Esposito e Italo Morao, credo di sì, vedo Filippo Fois con Giovanni Manildo e Andrea Michalizzi. A te Filippo. Sì, eccoci direttore, appunto con 2 illustri esponenti dell'opposizione del Partito Democratico in questa legislatura. Manildo, parto da lei che guiderà l'opposizione in questi 5 anni. L'ha convinto il discorso di Stefani? Dobbiamo dare un'apertura di credito, innanzitutto al cambiamento metodologico, traspare la volontà che il Consiglio regionale sia il centro della vita politica della Regione Veneto, e questo non possiamo che accoglierlo con favore. Il fatto che la nostra proposta di legge sui caregiver sia stata non solo accolta ma calendarizzata per i lavori d'aula dimostra proprio nei fatti che l'opposizione potrà incidere in modo positivo per la costruzione di una politica che guarda a lungo respiro. Mi è piaciuto l'incipit del Presidente Stefani che dice questa legislatura dovrà guardare al futuro con lungimiranza. Ecco, penso che questo soprattutto negli ultimi 5 anni sia mancato, si sia guardato più un consenso immediato, un racconto ogni tanto autoreferenziale. Mi pare che questo sia un bel segno di discontinuità.
In effetti Manildo aveva detto noi siamo pronti al dialogo, però allo stesso tempo, e lo chiediamo ad Andrea Michalizzi, aveva ricordato che questa volta i numeri sono cambiati rispetto al precedente Consiglio regionale, per cui diciamo che l'opposizione può muoversi e anche fare male se vuole. Beh, un dato è sicuramente questo, cioè il risultato elettorale ha consegnato un avanzamento del centro-sinistra e qui si vede plasticamente, insomma siamo di più in aula. Anche la maggioranza è cambiata, non è più un monolite, ma è un insieme di forze più composito e da tenere anche in equilibrio. Oggi è la prima, quindi non c'è neanche tempo di sviscerare tutti quanti i temi, ma condivido anch'io che la vera, apertura, poi verificheremo nel proseguio di come andranno le cose realmente, però c'è un appello a fare dell'Aula il vero luogo del confronto. Noi su questo siamo disponibili, vogliamo confrontarci sui temi e quindi su questo attendiamo anche le prossime occasioni di discussione. Abbiamo già delle proposte di legge presentate e quindi come Partito Democratico, come centrosinistra ci presentiamo alla discussione già con un pacchetto di proposte di legge pronto. Volevo tra l'altro che il Partito Democratico è riuscito a portare in regione gli stessi consiglieri che ha portato Fratelli d'Italia, che si aspettava avessi un exploit elettorale. Un'ultima cosa la chiedo a Manildo, la cosa che proprio non le è piaciuta del discorso di Stefano? No, ho rilevato una certa timidezza, anzi proprio il fatto che non è stato detto che si difenda ad oltranza la sanità pubblica, non è stato usato questo termine, è stato usato il termine di in universum salus, quindi l'universalità del diritto è stata alla salute richiamato, però la modalità, l'articolo 32 della Costituzione, la sanità pubblica da difendere, penso che debba essere detto con maggiore forza, e l'ho anche sottolineato all'assessore, al professor Gerosa, che su questo la minoranza, l'opposizione sarà fortemente determinata a difendere l'eredità che ci ha dato Tina Anselmi. Grazie a Giovanni Manildo, grazie ad Andrea Michalizzi, vi lasciamo rientrare in aula o comunque ai vostri impegni. Direttore, io non so se noi possiamo ancora tenere la linea, vedo che ci sono altri consiglieri regionali qui vicino. Certo, fai pure Filippo. Allora, guarda, ci spostiamo proprio di un istante, andiamo da Rossella Cendron, che è l'unica eletta, è l'ex sindaca di Silea. Eccoci Cendron, prego. Eccoci, siamo in diretta. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Rossella Cendron ha il compito qui di rappresentare le civiche per Manildo, è l'unica eletta di questa nuova realtà, che è una confederazione di liste civiche presenti in tutta la regione. Che giudizio dà del discorso di insediamento del presidente Stefano? Ma direi un giudizio come dire, positivo, nel senso che mi è sembrato aprire degli importanti varchi anche sulle critiche possibili a quello che è stato fatto finora e al prendere coscienza che sicuramente bisogna migliorare delle aree strategiche, prima di tutto quella sociale, sanitaria, il tema dei giovani che è tornato fortemente, che è stato anche oggetto appunto del mio intervento, perché dobbiamo assolutamente far sì che i nostri giovani restino in Veneto, o meglio che abbiano la possibilità di restare, perché se il Veneto non è attrattivo abbiamo un grosso problema, non solo per i giovani ma per le famiglie, in realtà i nostri anziani, i più fragili. Questo deve essere il nostro focus in questa legislatura. Infatti una sua collega di opposizione, la consigliera Ostanella, ha fatto vedere dei dati estremamente preoccupanti sulla fuga dei giovani, soprattutto quelli laureati, che rappresenta un problema enorme. Senta, e invece la cosa che proprio non le è piaciuta? La cosa che non mi è piaciuta, forse è troppo presto per dire che... Perché vedo che comunque tra i consiglieri dell'opposizione c'è evidentemente una piacevole sorpresa nell'aver visto Stefani così disposto al dialogo, ecco perché più o meno abbiamo sentito anche prima da Giovanni Manildo e da Andrea Michalizzi che insomma il discorso è piaciuto. Sì, ecco, una cosa che dobbiamo sottolineare è l'attenzione a quelli che sono i territori più periferici, e guardo soprattutto Belluno e Rovigo in particolare,
allora calcherei un po' la mano sull'attenzione a chi finora si è sentito dimenticato. Non perderemo l'occasione di ribadire questo importante messaggio da questi territori. Grazie a Rossella Cendron delle Civiche Venete, Fermanillo, grazie. Direttore, io direi che poi per tutti naturalmente quelli che saranno gli approfondimenti di questa giornata possiamo rimandare i nostri telegiornali della sera, però c'è già un primo dato politico da parte di Alberto Stefani. C'è stata un'apertura che evidentemente è stata molto apprezzata dalle forze di opposizione, una disponibilità al dialogo che poi vedremo se avrà effettivamente, poi troverà una sua via nel voto poi di quelli che saranno i primi provvedimenti che andranno in aula. Per ora restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, a Sandro Ponchio per la parte tecnica, e tra l'altro Alberto Stefani, come sapete, ha affidato proprio il sociale a Paola Roma, la sindaca di Ponte di Piave. Il diritto alla casa, tra l'altro, è una delle deleghe. Noi non in Veneto, ma in Friuli Venezia Giulia, a Udine ci siamo occupati con TV12, la nostra emittente, del caso di una signora che ha trovato la casa occupata, una signora anziana, e questa storia ha avuto un lieto fine grazie molte anche all'intervento di tanti cittadini udinesi. Vediamo. Io ringrazio moltissimo tutti quelli che hanno voluto fare del bene a me. Vi ringrazio tanto, anche voi del TG12. L'ondata di affetto e solidarietà verso la signora Lidia dopo il servizio di TV12 di qualche settimana fa è stata enorme e ha prodotto soluzioni concrete. Prima di tutto, i pakistani che occupavano abusivamente l'appartamento di Via Roma, nonostante denunce e sgomberi, non si vedono più, probabilmente spaventati dal movimento e dal clamore. Il secondo risultato concreto arriva dall'attivazione di associazioni e aziende che hanno contattato la nostra emittente. Innanzitutto ringrazio Canale 12, ascoltando il caso della signora che mi ha anche commosso, e ho deciso di interagire con delle mie conoscenze che si occupano anche nel settore della sicurezza, chiedendo se potevano sostenere il mio progetto di trovare una persona per riqualificare l'appartamento e dare magari anche un supporto alla signora in questo momento di difficoltà. Da qui il coinvolgimento di un'azienda che si occupa di sicurezza privata e vigilanza, che era in cerca di una casa in affitto per un suo collaboratore. Stiamo comunque preparando il tutto per poter far entrare il ragazzo e riuscire poi anche a sistemare questa situazione, insomma. Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto col cuore. Ecco, questa è stata una cosa che io ho detto alla signora prima, è una cosa che è stata fatta col cuore, perché è una situazione ingestibile e vediamo, quando siamo entrati ci siamo accorti, insomma. Quindi. Il nuovo inquilino dell'appartamento della signora Lidia è dunque un dipendente dell'azienda, cittadino straniero, ma integratosi benissimo nel nostro territorio. Vista la professione, garantirà anche di fatto la sorveglianza dello stabile. Noi abbiamo scelto un nostro operatore per l'appunto perché svolge anche questo lavoro, e la persona, come ha già detto l'amministratore, è di estrema fiducia e ovviamente sarà supportata da tutto il nostro team, quindi qualora ci siano delle difficoltà e delle problematiche siamo a completa disposizione. Pakistani fuggiti e nuovo inquilino che a breve si insedierà. Paura, disperazione e minacce subite per lunghi mesi fanno ancora male, ma si può guardare al futuro con maggiore speranza e serenità. Sì, mi hanno detto che me lo bruciano questo mini, e quindi io ho detto non torno più da sola, assolutamente. Meno male che ci siete voi, veramente, se no io da sola non entravo. Adesso siete più tranquille? Sì, più tranquille, sì, che abbiamo un buon appoggio. È un po' più serena adesso? Sì, ci voleva. Che bello, allora passeremo un buon Natale, Lidia, in famiglia, giusto? Anche voi, vi faccio tanti auguri, anche alla TG12. Grazie. Bravi. Natale a tutti. Servizio di Giorgia Bortolossi della nostra redazione di Udine con TV12. E vediamo l'appello alla nuova giunta regionale perché si impegni a rispettare le promesse fatte dai neoassessori a sanità e sociale, un appello che è arrivato dalla CGIL.
questi anni c'è stato un progressivo indebolimento della capacità di risposta, un progressivo indebolimento degli strumenti di protezione sociale e dei servizi sociosanitari. Non solo liste d'attesa, difficoltà ad accedere alle cure, povertà, il rapporto sull'integrazione sociosanitaria in Veneto mostra come nella nostra regione lo sbilanciamento di risorse umane e materiali, nonché la cronica carenza di personale sanitario porti a condizioni di vulnerabilità sociale e fragilità, intesa come condizione di debolezza legata allo stato di salute della persona. Abbiamo evidenziato che ci sono alcuni aspetti del contesto sociale che denotano situazioni di fragilità e di vulnerabilità anche all'interno di una regione come la nostra, che pur essendo posizionata meglio rispetto ad altre per alcuni indicatori, però si deve confrontare con i temi della fragilità familiare, della non autosufficienza, disabilità, del problema del disagio giovanile. Emerge un aumento del consumo di psicofarmaci, un tasso di povertà educativa crescente, nonché dei caregiver, soprattutto donne, che devono occuparsi sia di figli piccoli che di genitori anziani. Il rapporto evidenzia anche che non sempre una provincia ricca sia la più performante in termini di assistenza sociosanitaria ed educativa. Una provincia appunto che ha un'alta pressione della domanda potrebbe avere una grande capacità, una maggiore capacità organizzativa e quindi riuscire ad avere una maggiore performance pur appunto con risorse più limitate rispetto ad altri territori. Dalla CGIL del Veneto la perplessità e la preoccupazione per gli assessorati sanità e sociale separati, da cui nasce un appello al Presidente e alla nuova Giunta. Rafforzare e salvaguardare il sistema sociosanitario pubblico, garantire prossimità vuol dire potenziare l'intera filiera dell'assistenza territoriale, intervenire per garantire ovunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, per non costringere nessuno a rinunciare alle cure. Spazi più ampi, servizi potenziati e una presa in carico sempre più integrata dei minori e delle famiglie. L'ULSS 2 rafforza il supporto ai giovani in difficoltà con il nuovo consultorio familiare presso l'ospedale di Treviso. Per quanto riguarda il disagio dei minori, il numero di psicologi abbiamo aumentato di 7 persone, quindi ecco. E con gli educatori stiamo adesso facendo un concorso per ulteriori educatori, perché vorremmo potenziare Educativa 118, cioè quella educativa che va ovviamente a mettersi nel territorio, seguire i minori nel territorio per poi portarli all'interno dei servizi per fare un percorso con le famiglie. È in questa nuova sede che i minori coinvolti in episodi di violenza e in situazioni di forte disagio, come quelli legati al fenomeno delle baby gang, verranno seguiti attraverso percorsi educativi che affiancano i ragazzi e le loro famiglie. È stata inaugurata la nuova sede del servizio età evolutiva e del consultorio familiare di Treviso all'interno dell'ospedale Ca' Foncello. I nuovi spazi, più ampi e moderni rispetto alla precedente sede di via Montello, consentiranno di migliorare l'accoglienza e la qualità degli interventi rivolti a bambini, adolescenti e nuclei familiari in difficoltà. Uno spazio importante dove appunto riusciamo a tenere sia il consultorio familiare che il servizio di età evolutiva. Questi servizi seguono minori con difficoltà, quindi abbiamo bisogno anche della neuropsichiatria infantile e guarda caso che è in ospedale, e poi donne anche in gravidanza a basso rischio o medio rischio, e per fortuna qui vicino abbiamo il reparto di ostetricia e ginecologia, e la territorialità viene mantenuta perché, come avete potuto vedere, gli ingressi, i parcheggi e tutti sono sostanzialmente divisi da quello che è la struttura ospedaliera. Noi siamo contentissimi, ovviamente, gli operatori in un qualche modo oggi possono finalmente godere di spazi adeguati, i bambini, l'utenza possono accedervi in una maniera assolutamente tranquilla, ci sono i parcheggi. Siamo contenti perché questo rafforza ulteriormente la collaborazione che c'è. La territorialità è garantita dalla progettualità, qui siamo ad un livello superiore, c'è una presa in carico delle famiglie che, avendo anche un'attiguità con il personale, ci consente dell'ospedale, ci consente di essere più efficaci soprattutto nella criticità, e oggi questo è un servizio fondamentale. Allora andiamo in pubblicità, prima vediamo un titolo che riguarda il ritrovamento di un uomo, un cadavere in una casa, sul cadavere alcuni cani, il passante vede il corpo a terra dalla finestra e lancia l'allarme, è accaduto a Resia, siamo in provincia di Udine.
Pubblicità, non andate via, state con noi, state con noi. Vediamo com'è andata a dicembre la spesa delle famiglie del Veneto. Il Veneto si conferma tra le regioni più dinamiche nei consumi di fine anno. Secondo le ultime stime dell'Ufficio Studi di Confartigianato, a dicembre la spesa delle famiglie raggiunge i 2 miliardi 267 milioni di euro, pari all'8,5% del totale nazionale. Il ruolo dell'artigianato è centrale. In Veneto il 37% degli addetti opera in settori direttamente legati alla domanda delle festività. Sono oltre 30.000 le imprese artigiane coinvolte, con più di 107.000 addetti nei comparti del cibo, della moda, del legno arredo e della manifattura artistica. In questo contesto Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale. Noi speriamo che tutti i cittadini del Veneto, delle nostre province, vadano ad acquistare prodotti artigiani, perché sono prodotti di qualità, tanto che questi prodotti recentemente sono stati anche riconosciuti dall'UNESCO, quindi motivo maggiore per andare ad acquistare e consumare prodotti italiani, da quello che riguarda l'enogastronomia piuttosto che tanti altri prodotti come regali. A livello territoriale Padova guida la spesa con 427 milioni di euro, seguita da Venezia e Treviso. Il comparto alimentare resta il motore principale, sostenuto anche dall'export, che nei primi mesi del 2025 mostra segnali di crescita, soprattutto nei prodotti dolciari. Sempre più in voga anche i servizi alla persona. Quello che è il consumo di prodotti, quindi di servizi, in questo caso che riguardano la persona, anche in questo caso bisogna andare da figure professionali che abbiano fatto dei percorsi, che abbiano una sede, che siano regolari in tutto. Ecco perché gli artigiani rappresentano questa regolarità e questa capacità di fare servizi di alta qualità e quindi che sappiano valorizzare il loro prodotto, ma soprattutto dare una garanzia alle persone che ne usufruiscono. Questo è importantissimo per la qualità della vita che tutti noi vogliamo. Il pilota di Cavaso del Tomba, Giandomenico Basso, si conferma al vertice del rally nazionale, conquistando il suo quinto titolo tricolore e ricevendo il premio ACI Treviso, occasione in cui si è parlato anche di sicurezza sulle strade. C'è stata una grande battaglia. È sempre bello vincere un titolo così importante, l'assoluta, ecco. Quindi il mio quinto tricolore, quest'anno particolarmente combattuto e quindi un grande motivo di orgoglio doppiamente, ecco. Giandomenico Basso, pilota di Cavaso del Tomba, vincitore di un campionato intercontinentale e di 2 titoli europei, ha conquistato per la quinta volta il campionato italiano assoluto rally, confermandosi punto di riferimento nazionale. Basso ha dimostrato ancora una volta talento, esperienza e grande capacità di gestione della gara, imponendosi in una stagione particolarmente competitiva anche contro giovani piloti emergenti. È stato l'anno dove ho avuto una grande, credo, determinazione e sembra che quando le cose si fanno più difficili, quando c'è più pressione, io riesca a dare il meglio di me stesso. Un successo raggiunto anche grazie al fondamentale contributo di Lorenzo Granai. Forse il nostro punto di forza è anche quello di adattarsi velocemente a delle auto nuove ed è per questo che siamo riusciti a raggiungere questo titolo. Basso ha ricevuto il premio ACI Treviso. È una soddisfazione particolare poter premiare Giandomenico per questa vittoria, ha commentato il presidente Stefano Torcellani. Un grande campione in un momento dove effettivamente lo sport automobilistico, specialmente la specialità rally, sta dando certi risultati. Il territorio trevigiano si onora di questo. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità locali e sportive, tra cui il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera. Un campione che peraltro nelle sue parole ha dimostrato anche l'attaccamento a quello che è insegnare agli altri, quello che è la guida sicura in strada, quindi lo ringrazio le sue parole e gli faccio i complimenti anche perché dice di voler continuare e di vincere altri titoli e noi ce l'auguriamo da trevigiani e da amanti di questo sport. Per festeggiare insieme ai tifosi, il campione invita tutti sabato prossimo alla pizzeria da Basso a Cavaso del Tomba. Voglio festeggiare gli appassionati e tutte le persone che assieme a me si sono emozionati e che ci hanno seguito gara dopo gara, quindi sarà una bella festa.
Servizio di Nicola Marcato, gli ospiti di questa sera Focus: Paolo Borchia, Leopoldo Bottero, Maria Laura Faccini, Paolo Galeano, Damiano Gottardello e Gennaro Marotta. Grazie a tutto, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morao. Appuntamento stasera Focus alle 21:15. Buona giornata.